Ragazzi, ci dovete scusare, ci dovete perdonare perché stasera è un macello. Telefonate, messaggi, è un macello. Stasera mi state facendo i dispetti, mi dispiace. Dove stanno? Dove stanno? Eravamo arrivati a 248.000. Ma siamo in diretta? Sì. Sì, in diretta siamo. Eccoci qua. Abbiamo ripreso. Ci dovete perdonare. Purtroppo stasera c'è un macello, persone che chiamano, messaggi che arrivano. C'è proprio... Sì. È arrivato un messaggio da New York e non abbiamo capito più niente. Allora... quando pure telefono in diretta. Ragazzi, ricollegatevi per favore. Scusatemi, perdonatemi, ma non lo so. Domani sera cambio scheda e metto un numero che voi non conoscete. Ok? Vai, dobbiamo arrivare ai 550, 600 che eravamo in diretta. Ragazzi, condividete, scusatemi, è successo un macello stasera. Allora. Vai, mandiamo i saluti. Ilenia Tripaldi, Tiziana Boccuccia, Yolanda Cannata, Raffaele Castaldo. Condividete, vai. Francesca Crevente, Luigi Castaldo, Rosita Rago, Antonio Conte, Ciro Fusco, Gaetano Modica, Antonietta della Gatta. Vai ragazzi, stavamo quasi a 600-700 persone. Condividete. Luigi Pagano, Stefano Patricola, sì. Giancarlo Tarantino, Maria Mesumeci, Raffaele Castaldo, Luigi Pagano, allora Giuseppe Maraschi. Allora. Adesso passiamo a una bella canzone, vai. Questa canzone va dedicata per tutte le casalinghe, per cui a tutti i mariti o a tutti i fidanzati o a tutti gli uomini, sentite le donne che fanno nelle nostre case. Poi noi veniamo la sera e diciamo, vabbè, ma che fate voi dalla mattina alla sera? Lavorano. Facciamo. Lavorano. Ascoltate, la canzone si intitola E casaling. Vai. E se scende la mattina, quando la sveglia dorme ancora, quando il sole in cielo è ferito per spuntare. Un caffè in da cucina, i zagnetti mandasina, quanta cosa insieme sa. Francesco Santorelli, un bacio. Con un vaso a colazione, accompagnano i mariti. Dino Mosca, non mi mandare messaggi. E Sabina che creatura. Vai ragazzi, condividete. Che figli hanno studiato e casalinghe sono e qui ci vedi Gianni fa questa sera casalinghe stirano fanno una vita faticata ma c'è sto con un saluto a Carminillo Maio da Genova. e prima si sacrifica e casalinghe casalinga cantano che mano sotto una fontana pure se stanno raffreddate non c'è sta tempesta mamata ci stanno mille cose a fare e casalinga aspettano l'uomo che torna a faticare. Quando scendono a fare spesa vanno sempre sparagnando perché a fine mese contano. Un bacio a Stefano Patricola. A Natale a Ferragosto un riposo non esiste. Gina Bellotti, un bacio. Deborah Como, Forno. E a diventano più belle. Un bacio a Giuseppe Ricci. A diretta un fornello a cucinare. Ma si scordano ogni cosa quando sera fanno amore. grazie per le stelle belle. E casalinga Tutti i gianti. e casalinga Antonio Cirillo, grazie. fanno una vita faticata. Ragazzi, condividete, saliamo. Siamo a 352.000 persone. Bello. Vai alla grande, vai. Ministro Tommasina, ciao. E casalinga
Salvo Ferrara. E casalinga cantano che mane sotto una fontana. Sto attendendo perché non può fare lo stesso, Maria. Lascia stare. Ci stati in vesta malata, ci stanno mille cose a fare e casalinga aspetta, l'uomo che torna a faticare. E casalinga sono. Benissimo, ed eri il casalingo. Devo mandare un saluto a Francesca Pollina e dice: ciao, da una siciliana che vive a Bari da 10 anni ma che è cresciuta con le tue canzoni perché i miei genitori ti adorano. Grazie Picciuttiedda, grazie, Picciottiedda. grazie, Santa Rosalia te lo rende. Allora andiamo avanti. Assunta, Salvatore Cannarella, Salvatore Santuelli, Fabrizio Castro, Stefano Patricola, non ti abbandonerò mai, tu sei il mio idolo. Grazie. Allora Patrizia Schioppa, Alfonso Notari, Rita Dolce, Salvo Diamante, Rosaria Giusto. Ragazzi, condividete. Katia Salvo Buscemi, Rosari di vicino. Allora, vai giù. Visto che la pubblicità non si sente bene, aspetta un attimo, la faccio io. Dove l'ho scritta? Dove l'hai scritta? Una trovo. Eccola qua. Allora, aspetta, le stelle. Le delizie del mare, le delizie del Contarino. Un bacio e grazie per le stelletelle. Grazie Luigi Di Salvatore, ancora le stelle. Franco Capizzi, Raffaele. Allora ragazzi, mi rivolgo a tutta Palermo, bella, sì. Bello. A tutte le persone che avete dei giardini, che volete arredare, volete mettere la piscina nel giardino, volete mettere delle sedie a sdraio, lettini in resine, in bambù, in legno, volete arredare un bel terrazzo, volete arredare il giardino, volete regalare una seggia, una tavola, come si dice a Napoli, andate in Viale Regione Siciliana, rotonda via Oreto, 4833, e troverete un'azienda che si chiama Piero Cannata e Figli. Il numero di telefono è 327 65 70 445. Fate il mio nome e avrete degli sconti, ma perlomeno al 50%. Se poi gli cantate una bella canzone, tranne Bella Stella però, perché se cantate Bella Stella pagate di più. Se cantate un frate grande pagate di meno. Ok, sto scherzando. Andate lì e troverete o Nicola Cannato o Piero Cannata. Viale Regione Siciliana, rotonda via Oreto, 4833 chilometro. Piero Cannata, va bene? Il numero di telefono è 327 65 70 445. Ho fatto questa pubblicità perché prima non si sentiva bene quella che ha fatto la regia. E allora il mio sponsor poi non mi paga, chiaramente, giusto Piero? Mi dà 8.300 euro al giorno. Tramite il telefono forse non si è sentito bene comunque. Però io riprovo a metterla, fammi sapere se si sente bene. O comunque che poi te lo chiediamo. Sei stato a casa Rosario di vicino e non mi ricordo. Portico di Caserta, un bacio a Mina d'Alessia, Dino Santoriello, Stefania Cerrato, Marialba Biasucci, Deborah Corno, Rosaria di vicino, Antonella Abate, Pietro Sgampinato, Francesco Toscano, un bacio. Prepara questa qua, tesoro, vai. Ragazzi, siamo arrivati a un pezzo sempre bellissima, del 1993. Favolosa. Pensate che esce un disco nel 1993 di Franco Moreno, Lello di Girolamo, grazie per le stelletelle. Esce un disco di Franco Moreno e in questo disco ci sta I fidanzati, Donna, Amiche per la pelle, il casaling, e poi ci sta questa che è bella. Bellissima. Sapete come si chiama? Chissà perché mi sono innamorati di te. Patrizia D'Alessio, Carlo, Alessia Russo, Antonio Polizzi. Ragazzi, condividete, stiamo quasi a 600 e siamo arrivati a 398.000 persone che ci stanno ammirando.
è preciso. Agnello Cozzolino, perché dici non l'accontenti mai questo signore? Perché Agnello Cozzolino? Ah, non sta. Perché dici che non l'accontenti? Lello di Girolamo, ma non sta Agnello Cozzolino? Qua, Sopra. Agnello... Franco Moreno, perché non mi accontenti mai? Io tutte le sere ti seguo, ma tu mi metti mai la canzone che ti chiedo. Allora, perché non è a richiesta, è chiaro? Io sto raccontando la mia storia e poi domani sera forse facciamo a richiesta, altrimenti non posso fare una scaletta perché io devo chiudere in un'ora e mezza. Infatti È già chiaro? sì. Perché non ce la faccio. Lello di Girolamo, grazie per le stelletelle. Grazie. Comunque ritieniti salutato, Agnello Cozzolino. Un bacio anche da parte mia. Non mi abbandonare mai, Agnello, se no mi fai chiagnere. Lello di Girolamo, grazie per le stelle. E poi Raffaele Merano. un vediamo saluto ai poco. camionisti, anche mio zio da Novara e gruppo di Novara. A Stefano Bruno un bacio e chiaramente mando un bacio a tutti i camionisti che stanno in giro per il mondo. Stefano Bruno ancora grazie per le stelle. E allora vogliamo partire? Sei pronto? La canzone si intitola Chissà perché mi sono innamorato di te. Vai. Prego regia. Forse perché sei bella, tu sei una stella che ha illuminato sto cuore mio. Forse perché sei nata. Ragazzi, condividete. Un bacio a Marcianise. Forse se che la strada che arriva fino a felicità. Forse perché siamo amori figli miei. Chissà perché mi sono innamorato di te. Io non ci la sapere. Stai viaggiando in te bene. E si trasforma in io cuore ma appartiene. Chissà perché mi sono innamorato di te. Ma forse Dio t'ha fatto nascere per me. Ti sei rimasto più verso paradiso e me la regala da me. Forse perché c'è un tempo che sto campando e per 100 anni da già campare. Forse si una finestra che la rapone e tutta la vita mi ha già affacciato. Forse perché sei l'aria che sto polmone vuole respirare. Forse perché sei il sole che ha una malattia e mi fa aspettare. Forse tu sei un'amica in l'eternità. Chissà perché mi sono innamorato di te. Io molto malato mi ci la sapere. Tu con lo sangue stai viaggiando in te bene. E si trasforma in io cuore ma appartiene. Chissà perché mi sono innamorato di te. Ma forse Dio t'ha fatto nascere per me. Ti sei rimasto più verso paradiso e me la regala da me. Chissà perché mi sono innamorato di te. Andrea Minchino, buonasera. Ma è difficile sapere. Tu come sono che stai viaggiando in te bene e si trasula fino al cuore. Ma partire. Maria Rosaria Battista, Angelo Rossano, un bacio. Eppure mi sono innamorato di te. Ma forse Dio t'ha fatto nascere per me. Come tu un bacio. Ragazzi, un bacio a tutti gli innamorati, amatevi. Un bacio Yolanda Cannato. Saluti da Angelo da Casteldaccia, Lina Caserano, Giovanni Laiso, Katia Longo, Enrico Pompei, Carmine Donofrio, grazie. Maria Musumecio, Sì, lo so. Musumeci, Mirabella, non sbagliare con Mirabella Biasucci, Biasucci. Francesca Badalamenti. Come si chiama l'amica mia di Palermo? E che ne sai? Senti? Sperruzzi. Patuzzo. Spatuzzo. Patuzzo. Ah, Patuzzo. Con la P.
Un bacio a tutti i picciottieddo da Corleone e un bacio a tutta Palermo, Liborio, Vanessa, Bilecci, grazie per le stelle, Massimo Palumbo, grazie per le stelle, grazie, 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 Lello Girolamo, Roberto Claudia Stancapiano, Domenico Barbuscia, Fabia De Felice, Nunzia Riccardo, Sebastiano Maglia, Rosario Savio, Giuseppe Bivona, Luigi Falco, un bacio, Tony un bacio. Abate, Jenny Saturno, Vai. Salvio Linda Gagliardo, Riccardo Deo, Domenico Barbuscia, Antonella Del Gatto, Antonio Mascolo, grazie per le stelle. Angelo Toscano, Morena Menchini, Angelo Nicotra, Arcangelo D'Artaglione, Anna Brancale, Samuele Pinto, Enrico Pompeo. Ragazzi, condividete, stasera sto in forma, vai. Maria Venuti, Piero Quartararo, Sì, Sabina. un bacio da Palermo. Sabina Tridente, Salvatore Arusa, grazie per le stelle. Luigi Di Salvatore, grazie per le stelle. Filippo Mancino, Tony Abate. Tony, già ti hanno salutato 100 volte. Da Palermo, un bacio. Stefano Bruno, Giada Cristiane Graziano. Gigino, non possiamo salutare sempre le stesse Gigino, persone. Veronica è Maiello, giusto, Matteo comunque. Cellamaro, Tania Franco Giaccio, Tommaso Cotugno, Ciro Fusco, Fabrizio Castro. Filippo Mangino, Luigi Di Salvatore. Grazie. Quando arrivo in Estradella mi salutare perché è obbligatorio arrivare in giallo. Non so se voi lo vedete. Ti sto salutando. Allora, Iolanta Cannata, tanti saluti da Ina dalla Francia. Un bacio. Ciao Ina, ciao, un bacio. Patrizia Pazzi. Riprendi, mamma. Allora, ragazzi, Salvio Vito Daniele Prestasoldca. Ma che fai la diretta mentre che sto in diretta? Oh, poveretti. Mamma mia. Giuli persone. Biliteri, Ma sono Luca proprio delle Basilo. persone ignoranti. No, comunque. lascia stare, no. Antonia Dinolfi, un bacio. E gente che non se ne accorge che stiamo in diretta. Teniamo quasi 500.000 persone, abbiamo 484.000 persone che stanno guardando e abbiamo quasi 700 persone in diretta e abbiamo oltre 3.000 stelletelle, più allora, queste altre che ci arrivano. Jenny Carbone Maiello da Afragola, grazie per le stelle. Maiello è quel signore che tu della frutta. Ciro Maiello, ciao Ciro, ciao. Cinzia Vastarelli, Luca Basile, Teresa Scutella. Vai ragazzi, un altro po' che arriviamo a 500.000 persone. Allora Piero mi dice un saluto dalla Banca d'Italia. Banca d'Italia, ciao Piero. Piero Cannata, il mio sponsor ufficiale, ogni tanto si fa sentire perché io vi devo dire che voi palermitani portatevi in viale Regione Sicilia, rotonda via Oreto, 4833 da Piero Cannata, che troverete tutto quello che volete per il mare, sedie a sdraio, tavoline, sedie, lettini, piscine, salvagente e tutto quello che vi serve da Piero Cannata. Il numero è 327 65 70 445, va bene? Chiamate e vi risponde Piero Cannata e vi dico che fate il mio nome e avrete lo sconto perlomeno al 50%. Materiale tutto italiano, mi raccomando, comprate materiali italiani, ok? A questo signore Tony Vito, dopo ci sentiamo. Tony Vito, ti voglio bene, anzi ti blocco, ok? Non mi chiamare in diretta, che siamo in diretta. Ragazzi, siamo arrivati a 400 allora stiamo quasi per finire, vai. Mettiamo un'altra canzone, un'altra canzone che va dedicata Roberto Claudia Stancapiano, grazie per le stelle, grazie. Vai, ne siete in tanti stasera. Abbiamo circa 700 persone in diretta e quasi 500.000 persone che ci stanno visualizzando. Grazie Lucia Colonna, Giusy Castiglione. Un bacio agli amici da New York, da Los Angeles e da New Jersey. Un bacio a TV Italy, TV Iotivo e un bacio a Ciao USA, le 3 emittenti che trasmettono a noi dall'Italia negli Stati Uniti d'America. Un bacio a Gio Barone, a Paolo D'Alterio e all'amico Luca Morgan. Grazie per quello che fate per la canzone napoletana. Anna Maria Pantoro,
Patorno, scusate, Patorno. Giusy Castiglione, Antonietta Ilicio Abate, Maria Musumeci, Maria, un bacio, Castrese Renella, Lorenzo Angela Porto. Condividete, vai, stasera sto in Maria Grazia forma. Cannata, un saluto a Peduzza di Palermo. Ok, allora partiamo con la canzone si chiama Bella. Questa canzone, io voglio dire a tutti gli uomini che amate la propria donna, quando volete, voi gli dovete dedicare, vai da capo, gli dovete dedicare questa canzone perché veramente è una dedica specialissima, ok? A tutti gli uomini che hanno un grande amore, ascoltate questa canzone e poi domani se volete, inviatela al vostro amore e vedete che lui anzi, voglio dire che domenica, cioè oggi però si festeggia domenica, è la festa della mamma, per cui un bacio a tutte le mamme. Un bacio a tutte le mamme. E a tutti i vostri amori, per tutti coloro che hanno gli innamorati, le innamorati, le mogli, mandategli questa canzone che gli fate proprio un bel regalo con un bello mazzi rose vicino e vedete che gli mandate. Prego regia, la canzone si chiama Bella, gli autori sono sempre Casaburi Percopo e ascoltatevi questa. Liborio Vanessa Bilecci, grazie per le stelle. Prego, vai regia. Bella, ascoltate il testo e il motivo. È amore, amore, amore. Ricordatevi che chi canta prega 2 volte. Un bacio a Palermo. Fosse tale e quale a te, lo fiume che scende a mare, fosse bene tu e per me. Stasera siamo così bene, che Maria stanno gli Severino, agnelli e stelle, saluti. si stanno mettendo scure e non ti guardare. Se il cielo tenesse scala e salisse insieme a te, ma 100 milioni di ore fino a noi non sapere. Stasera si dà reggina con questa maglietta fine e dentro respiro tu io mi fai sognare. Patrizia Caiazzo, ciao. Questa bocca, sti mani, sti piedi, sti ciglia si bella. Si m'abbraccia, tu si come pioggia che ti casi in terra. Si mi passa, si fuoca in tuo cuore, mi scoppia una guerra. Si mi chiama la musica, senti dall'aria si bella. Come sole, lui Un bacio a Felicia Passafiume, un bacio. quando viene fa come faccina. Un bacio pure a Gianluca. Tu sei bella perché non fai niente per essere bella. E sia cose più grandi che Dio mi ha saputo creare. Se il cuore tenesse a porta, ci trasisse solo tu. E amare buttasse a chiave per non farti uscire più. Ma il cuore sarà vecchio e i campi con sta paura mi scedono i giorni e non ti trovo più. Ragazzi, siamo arrivati a 500.000. Vai, vai così. Vai. Questa bocca, sti mani, sti piedi, sti ciglia si bella. Condividete. Si m'abbraccia, tu sei come pioggia che ti casi in Gianluca, da Palermo, un bacio. si mi passa, si fuoca in tuo cuore, mi scoppia una guerra. Si mi chiama la musica, senti dall'aria si bella. Come sole, lui giorno d'estate, siamo ancora più bella. Quando viene fa Massimiliano di Palermo, un bacio. accarezza i capelli. Tu sei bella perché non fai niente per essere bella. Allora, Piero dice, con questo Benissimo. Ed era bella, 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 una bella canzone dedicata ai nostri amori. Che dice Piero? Vedi un poco, Katia? Allora, Franco? diceva Piero, con questa canzone sua moglie si è emozionata tantissimo Sì. con questa canzone che... E ti ha baciato, Piero? Ti ha perché tu baciato. vuoi sapere troppo ora, Sì, però. fammi sapere. Scusami.
Allora, questa canzone è bella, è stata scritta da Casaburi Percopo perché va dedicata a una donna che uno ama. Figuratevi che a un certo punto dice: bella, tu sei come a pioggia che trasinta a terra. Per cui Casaburi non è un autore, Casaburi è un poeta, è uno che quando fa le canzoni, vi obbligo di credermi, per i miei gusti, lui dipinge i quadri, va bene? Lui dipinge con la musica. Io paragono proprio a Giot, quando fa le canzoni proprio mette ogni frase al suo posto. E poi ci sta Percopo, che è un musicista che ha fatto dei pezzi bellissimi. Carlo Drago, Patrizia Caiazzo, Giussi Lama, Eleonora, Totò Chiara, Sera, Porto Marco Palermo, Correale. camionisti, un bacio a tutti i Un camionisti. bacio anche al gruppo di Novara. Un bacio a tutti, tenetevi tutti salutati. Ragazzi, allora, ma abbiamo iniziato alle 9, Sì. alle 10:30 dobbiamo smettere perché ci staccano. Ragazzi, siamo arrivati a 544.000 persone che ci stanno visualizzando e state circa 600 persone in diretta. Stasera abbiamo battuto il record mondiale. Da Palermo, soltanto dalla regione siciliana, ci stanno guardando 244.000 persone, ok? Moltissimi. Brava Sicilia, bella sì. Bella siciliana. Franco, meriti molto di più dei 500.000. Vabbè, Grazie. piano piano ci arriviamo. Appena faccio 85 anni ci arriviamo. E ancora ok? ce ne vuole tempo. Ragazzi, condividete tutto, picciotti, donne siete. Dove siete mizzica? Mizzica. Allora, non si è abbaciato, mi ha regalato 50.000 euro. Mettila di nuovo, che sei nozione di nuovo, Piero Canà. Piero, ma avete 5 volte, però domani fammi un bonifico, ok? Marco Cozzolino, un bacio. Scusate, Stasera però ci stanno proprio stasera, interrompendo, guarda. siccome che siamo arrivati oltre i 500.000 Mannaggia. visualizzazioni, e chiaramente io capisco che Franco Moreno non piace a tutti, per cui a tutti coloro che io non piaccio vi mando un bacio in più, va bene? Anche un po' un bacio da parte mia. Anzi 3 baci in più a voi. No, io uno solo perché non vale la Enzo pena. Cuomo, Ario De Pompeis, grande maestro. Ciao Ario, un altro grande maestrone di musica che appena ci capita, maestro, ma fa una bella canzone, io e te. Soltanto io la canto però, mi capite? Allora, grazie a Marancio, Maria Musumeci, Sì. Marco Rossi, Antonio Mancini. Preparami questa qua. Sì, già è pronta. E allora, io adesso voglio dirvi che sto preparando un'altra canzone che adesso fra poco andrà in onda, e questa canzone l'ho scritta io, musicata io, è scritta sempre con Antonio Casaburi, per cui è Moreno Casaburi Moreno, e quando io l'ho scritta per tutte quelle persone, i famosi malavitosi, no? Quelli che fanno la malavita, che pensano che tutta la gente gli vuole bene, invece dico che no. Tutte quelle persone che stanno in mezzo alla strada si devono riguardare i fondelli, perché un sacco di gente fanno la faccia a Nanzabella e a rete gli pugnalano. E io ho scritto questa canzone e sentite più o meno, la canzone si chiama Agent Cacuman, sarebbe il guappo del paese o il guappo della città. E la gente, guardate che fa e che dice. Allora, Però, prego, dimmi. questa canzone va dedicata per la famiglia Cannata, per la famiglia Romano e per la famiglia Toscano da Catania. Che ok? brava gente, però. Che brava gente comunque. E sto parlando una mala vita, tu parla No. così. Minchia, cocottietto. No, è dedicato perché diciamo è una bella canzone che ha dei sentimenti. Ragazzi, non per farla, capito? no, già ho capito, sto scherzando. Lo so. Se no cocottietto ti scusa. piglio. Allora, fatemi sapere se cocottietto ti piglio mi piace. Cucutietto. Giacomo Giardino, la Paul Romeo, Giusi Castiglione, Enrico Donnarumma, Lavina Castigliola, Salvio Linda Gagliardo, Daniela Sonna Cannata. Allora, la canzone si chiama Agent Cacuman e per tutti quelli che frequentano un po' qualche via che non dovrebbe essere, ascoltatela con attenzione. La gente che comanda. Prego.
sua e che la ruba rapire. Si fa barbi in mano, o tutto profumato, s'assetta fuori un bar, lascia sto ruba suo. Guai una che l'aspetta, un'ambascia di tutti i specie, chi te un figlio a spassa, chi o te ne carcerato, tutti cercano a issa, tutti vanno qualcosa, c'è sta chi passa e guarda, ma con indifferenza. Parlano un colpo all'ora, dicono fanno amore, stanno pure pigliati, s'accostano vicino, buongiorno come state, siete sempre più belle, se non fosse per voi, noi stessimo guaiate, ma appena si allontanano, e quasi qualche metro, dicono quale bella, perciò stanno guaiate, per causa di sta gente che non può faticare, può solo comandare. Sta gente che comanda non è nata così, ma è cagnata roba per colpi coccherù. Ma sa mangiato un mondo, spartendo se ne torta e non se n'è fottuto e tutti risparati. Sta gente che comanda è tale e quale a noi, e tiene l'occhio pronti di sentimento vero, e si parla di figli, parla in italiano, e in casa loro c'è sta pure Gesù. O pregano in ginocchio, la notte rindo scuro, se vasano in mugliere, se vasano in suono, perché sono con loro, si sentono sicuri, si spogliano nei guai, ritornano creature, ma appena si fa iurano, loro cagnano aspetta, si vestono i caratteri, diventano più grossi, perché sempre più grossi si mangiano piccerino, perché sempre più grossi si mangiano piccerino. Bellissimo, allora mi ha detto. non so- Allora, l'ultima parola dice perché sempre più grosso si mangia un piccirillo. A volte facciamo delle canzoni, qualcuno dice ma tu giustifichi la malavita? No, noi non giustifichiamo niente. Io giustifico chi va a lavorare, chi lavora onestamente, per cui tutto quello che non è legale io non giustifico. Però a volte succede che tu senti qualcuno tipo al Parlamento che piglia 40.000 euro al mese, che è il più grande, per cui si vuole mangiare il piccolino. Allora un piccerino diventa più rosso, non rosso, è chiaro? Quando si vedono le cose storte, perché nessun malavitoso vorrebbe fare il malavitoso, è perché purtroppo la società, e parlo dello Stato, ti porta a fare certe cose, tipo adesso, perché ho aperto questo argomento, perché ogni tanto mi parlavo di qualcosa di bello, no? Io ho letto su un messaggio oggi che in una rotonda, mi pare di Villaricca, eccetera, ho visto un video che c'era un giornalista che chiedeva aiuto agli altri giornalisti. Perché? Perché, per l'amor di Dio, i vigili urbani, rispetto, devono fare il loro dovere, perché vengono comandati dal sindaco, dal maresciallo, da quello che è. Però sono andati a sequestrare della merce frutta. Se voi vedete sulla mia pagina trovate questo video della frutta tipo fave, aranci, eccetera, e poi l'hanno buttato in un camion della monnezza, della spazzatura. Proprio si vede che buttano questa roba nella monnezza. E io mi sono incazzato, l'ho condiviso e non l'ho commentato. Sapete perché? Perché io quando commento sono uno scostumato, va bene? Faccio schifo quando commento. E allora ho detto non voglio commentare, altrimenti faccio guai. Però voglio dire, vi hanno comandato a voi signori vigili, dovete fare il vostro lavoro. Però diciamo a quelli che stanno più alto di voi, siccome che questa merce deve venire sequestrata forse perché era esposta fuori o perché il Signore l'ha messo 2 metri, non lo so il motivo qual è, ma qualsiasi sia il motivo, ma è possibile che in un momento di Covid-19, che la gente si muore di fame e io in prima fila stiamo aiutando ai poveri perché non hanno da mangiare, questo mangiare si piglia e si butta un camera a monnezza,
non va bene, penso che non va bene, è proprio inumano, perché seppure viene sequestrata, però pigliate questa roba e dategliela alla gente che si muore di fame, perché qua sta gente che si sta suicidando, gente che si sta ammazzando, va bene? E non ce l'ho con i vigili, il mio rispetto per la legge, però voglio dire al signore che ha comandato ai vigili urbani a fare questo sequestro, va bene? Perché non li manda a vedere dove stanno nascondendo le mascherine, i guanti, dove sta altra roba più grande, il FAV e gli aranci? Perché fate sempre la guerra ai poveri? Va bene? Perché non andate a controllare gli stipendi del Parlamento? Vi ad a pigliare il FAV di questo ragazzo che si è fatto un mazzo così e poi lo buttate nella spazzatura, ma vi rendete conto? Non ai vigili urbani, quelli che vi hanno comandato. Per cui ai signori vigili urbani vi prego di dire ai vostri superiori, ma è normale che lo buttiamo nella spazzatura? Io, se avessi avuto la divisa addosso, io avrei perso il posto per il mio carattere, mi sarei rifiutato, perché non è possibile che si butta il mangiare nel camion dell'immondizia, ma vi rendete conto? Qua c'è gente che non può mangiare e mi rivolgo a Maurizio Barbieri, Rosario Bruno, Pino Grazioli, che hanno portato da mangiare a mezza Napoli, va bene? Questo signor Conte ci sta facendo per i miliardi, sovrani miliardi tutti i giorni, non arriva una lira a nessuno. Non voglio fare polemiche, perché io quando faccio polemiche faccio schifo, è chiaro? Signor Conte, Infatti. per l'amor di Dio, voi siete il Presidente del Consiglio, ma fateci vedere qualche centesimo alla gente, prima che qua succeda un altro Covid che si chiama Covid suicidio. La gente si sta ammazzando, va bene? E poi mi rivolgo a quella gente che sta uscendo di casa, mettetevi le mascherine, perché non va bene così. Se ci sarà una ricaduta, qua ci mangiamo gli uni con gli altri. E poi un'altra cosa, chi sta uscendo e sta facendo compre, comprate materiale, mangiare, vitto, tutto quello che c'è, italiano, e maggiormente del sud Italia, perché qua al sud Italia siamo rovinati, ok? Passiamo alla canzone, vai. Ok, Allora, che facciamo mo? l'ultimo. Ah, abbiamo finito? Sì. Allora, scusate, dovevo sfogare, grazie. Hai fatto bene, amore. Allora, per ridere un po', Piero Cannata mi diceva, non c'è solo ti tagli la faccia, c'è proprio la lupara. No, Piero, lascia stare a lupare, quella lupare. Allora, io mi rivolgo sempre alle persone che hanno bisogno. Chiunque ha bisogno, chiamate Maurizio Barbieri, Rosario Bruno, Pino Grazioli, e gente che aiuta alle persone che sono bisognose, va bene? E a quella persona che gli hanno sequestrato tutto stamattina non è normale, è anormale. Infatti. È chiaro? Tutto il reato che ha potuto fare questo signore, ma il mangiare non si butta nel camion dell'immondizia, va bene? Li poteva dare comunque. Donatelo ai poveri, andate alle misericordie, che c'è sta gente che si muore di fame, va bene? Un bacio a tutti gli ammalati, a tutti i detenuti con una pronta libertà, un bacio alla Polizia di Stato, ai Carabinieri, ai Vigili Urbani, alle guardie, come si chiamano? Giurate. Le guardie giurate, a tutti coloro che fanno parte del corpo armato dello Stato. Allora lo Stato che dice, ragazzi non facciamo polemiche perché sennò non la faremo più, lo Stato l'ha cacciato, i soldi sono loro che li fanno scomparire, i buoni spesi sono scomparsi a Sant'Antimo. Vabbè, comunque voglio dire, lo Stato caccia i soldi, questi soldi scompaiono, perché i vigili urbani non vanno a bere i soldi che scompaiono a Rustan, vanno a bere i Favi e Portual e poi vengono buttati nella spazzatura. Questo non voglio fare polemiche, io rispetto i vigili urbani, però è una cosa di dignità umana. Il mangiare non si butta, va bene? Non si butta perché la gente si muore di fame. Stanno bambini che sembrano che gli portate l'epifania quando gli portate un pacco di biscotti a casa. Chi non ha visto questa realtà non può capire, va bene? Aprono i pacchi come se trovassero i bambuleri là dentro, perché hanno fame, la gente ha fame, per cui alle istituzioni
cercate di trovare un sistema migliore. Lasciamo libere, chiudiamo un occhio legalmente, perché la gente è disperata. Io ho i miei figli che hanno i girarrosti, no? E mi dicono: papà, stiamo andando giusto per pagare la luce e il pigione. Mica è normale sto fatto. Poi non per niente un ragazzo si dimentica di fare uno scontrino, ad avere pure 3.000 euro di multa. È chiaro, andiamo piano piano. Il commercialista arriva e va su anni tasse, ma si devono suicidare la gente. Allora, io mando un bacio a questo proprietario della rotonda che non mi ricordo dove, però andate sulle mie pagine e trovate questo video e vedete che è una cosa assurda, che se pigli sto mangiare si butta nell'immondizia. Poi ognuno la pensa come vuole. Se io la penso male vi chiedo umilmente scusa e non parlerò più. Se invece la penso bene per voi, vi ringrazio e vi dico grazie che ascoltate la mia musica e che mi sopportate pure qualche volta che faccio uno sfogo, perché mi dovete scusare, ma pure io sono un essere umano, ok? Faccio il cantante, però vedo delle cose in televisione e sui giornali come stanno facendo a scipazzi, polizia penitenziaria, un momento. Allora, io ringrazio i 704 persone che stanno in diretta, ringrazio alle 4.000 stelle che mi hanno regalato stasera, ringrazio i 549.000 persone che ci hanno visualizzato, Tommaso Del Prete ancora le stelle, e poi voglio ringraziare agli amici da New York, Giovanni Di Caprio, grazie per le stelle, ringrazio a Gio Barone, TV Italy, TV Iotievo, ciao USA, New York, Los Angeles e New Jersey. E poi mando un bacio a tutti gli amici che stanno in California, a tutta l'Italia, a tutti gli amici che stanno, tutti gli emigrati che state in giro nel mondo, vi mando un bacio a tutti e mi raccomando, comprate dal vostro salumiere giù, dal vostro pasticciere giù, alla lavanderia giù, lasciamo perdere per un attimo i centri commerciali, perché i centri commerciali a Rumene che stanno chiusi, i magazzini stanno aperti e i magazzini piccolini stanno chiusi. Boh, non ho mai capito perché. Luca Gambino, grazie per le stelletelle. Grazie per le stelle, per cui aiutiamoci tra noi, perché questa è la guerra dei poveri, ok? I grossi imprenditori hanno il conto in banca, per cui questa quarantena non l'hanno proprio sentita, avete capito? Secondo me mi sa pigliò solo fuori terrazze e a noi invece ci hanno bruciato il cervello. Riprendiamoci, diamo una mano a tutti, aiutiamoci entrambi. Ragazzi, mi dovete scusare, la serata è finita, sono le 10:35, grazie a tutti, un bacio e ci vediamo domani sera dalle 9:45 per parlare del 1994, che ci sta un altro disco che si chiama Nui Core e Core, a due giù di Loredana, c'era sé, un frate grande, e poi ci sta 18 anni fa e un'altra canzone che non mi ricordo. Per cui voglio dirvi che con questo totale dal 1980 fino al 1994, totale di vendita, Franco Moreno ha venduto 2.750.000 dischi, ok? Io non me l'aspettavo, la verità, non sapevo che era fatto tutte queste canzoni, non mi ricordavo proprio, ok? Ciao, un bacio a tutti, buonasera. Un bacio a tutti. Daniela buonasera. Sonia Cannata, grazie per le stelle, Grazie, ciao. la famiglia Cannata. Ciao a tutti, ciao. Non ci credevo e invece è capitato all'improvviso così. L'occhio mio e l'occhio tuo senza manco pensare ci volete ne fa innamorare. E niente niente tu mi hai cagnato la vita, mo vivo solo per te. Tu sei tutto per me, io sono tutto per te. Quando amore sta amore ce l'ha. Sei ma più bello del mondo e mai niente ci può separare. Questo è il disco nuovo 2020. Tutte volte sempre più per campare e morire in te braccia d'oia, fermasse il tempo se io potesse fare. Grazie per la gran bella serata, siamo arrivati a 600.000, grazie. Con la libertà tu sei la verità, camarata Dio, tu sei un miracolo.
Grazie a Luigi Salvatore per le stelle ancora. Non potremmo restare senza noi. E com'è bella te volere, tutte volte sempre più. Per campare e morire in te braccia d'oia, fermarsi il tempo se lo potesse fare. E com'è bella te pensare, sento ancora la libertà. Tu sei la verità, camarada Dio, tu sei un miracolo della vita mia. Non mi manchi Antonello Enrico Puccioni, grazie. e grazie a te perché mi hai regalato a te il tesoro mio. Domani sera iniziamo con lui Core e Core. Sento ancora la libertà. Tu sei la verità, camarada Dio, tu sei un miracolo della vita mia. Non mi manchi più niente, io con te sono contento e grazie a te perché mi hai regalato a te il tesoro mio. Grazie Luigi Barba per le stelle, grazie, 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 grazie. Un bacio alla Germania, a tutto il mondo. Ciao mondo, a domani sera alle 9, ciao.